personale, turni massacranti all'aeroporto Marco Polo, la denuncia dei sindacati di categoria: a causa delle troppe ore di lavoro cresce il rischio di incidenti sul lavoro. Un nuovo caso di contagio da West Nile determina il primo cluster nel veneziano a Campo Nogara. Si tratta di un 55enne sintomatico con febbre. Rimosse le panchine da piazzetta Zorzetto a Mestre per allontanare sbandate e clochard al centro città. Sul provvedimento si dividono le opinioni dei residenti. Grande commozione e partecipazione per l'ultimo saluto a Lorenzo Piran, 23enne, vittima di un tragico incidente in moto sulla Milanese lo scorso 24 luglio. In Veneto la maggioranza degli anziani non sa usare internet ed è esclusa dai servizi digitali della pubblica amministrazione. I risultati questi di una ricerca dello SPCGL regionale che lancia un appello alle istituzioni. Un allevamento di ostriche risalente all'epoca romana ancora perfettamente conservato a Lio Piccolo, una villa marittima di 2000 anni fa dotata di piscine per l'allevamento ittico. Venezia commemora l'eccidio dei 7 martiri fucilati davanti ai residenti di via Garibaldi per la scomparsa di un soldato tedesco che poi si scoprì annegato cadendo in acqua ubriaco. Edizioni di Venezia dei nostri telegiornali, buonasera e ben ritrovati. Lo avete sentito dai nostri titoli in apertura, sono sempre più accese le polemiche all'aeroporto Marco Polo di Venezia a causa della carenza di personale. Turni massacranti, questa è la denuncia dei sindacati. Dopo aver lavorato per oltre 12 ore consecutive, da mezzogiorno a mezzanotte e mezzo, un addetto al carico-scarico bagagli dell'aeroporto Marco Polo di Venezia ha ripreso il turno alle 7 del mattino seguente, quando, stressato dal caldo e dal mancato riposo, si legge in un esposto presentato dal CUB Trasporti di Venezia allo Spisa, all'INAIL, all'Ispettorato al Lavoro e per conoscenza alla Prefettura, ha subito un incidente finendo con il muletto che stava conducendo contro i dolli, rimediando la frattura di una caviglia. Per i sindacati sono gli effetti della mancanza di personale all'aeroporto veneziano, una mancanza già da tempo segnalata anche da Ivano Traverso, il coordinatore regionale del trasporto aereo della CIS del Veneto. Chi deve organizzare il lavoro allarga le braccia dicendo che non si trovano lavoratori e che non si trovano disponibilità. Il risultato è che mancanza di riposo e mancanza di recupero fisico crea quello che è successo, cioè un incidente che poteva essere anche più grave. I disagi si starebbero verificando anche tra gli addetti all'accettazione che si trovano a fronteggiare le proteste dei passeggeri alle prese con ritardi o addirittura cancellazioni dei propri voli. Secondo i sindacati, le prospettive per il Marco Polo, dove si stima manchi il 30% dei lavoratori di terra, circa 500 persone, non sono incoraggianti. Persone a tempo indeterminato stanno lasciando l'aeroporto, chi non lo ha ancora fatto è perché non ha trovato l'alternativa, ma attualmente molte persone, impiegati, operai e anche quadri si guardano attorno perché non c'è lo stimolo in aeroporto. Parliamo ora di sanità. Un nuovo caso di contagio da West Nile determina il primo cluster nel veneziano. Nuovo caso di contagio da West Nile nel territorio di Campo Nogara. Si tratta di un 55enne sintomatico con febbre e residente nell'area rurale del comune. Il nuovo caso, rilevato grazie all'attento monitoraggio dell'azienda sanitaria Ulstre Serenissima, va a sommarsi ai primi casi isolati riscontrati nello stesso territorio a distanza ravvicinata nel tempo. Secondo il direttore del Dipartimento di Prevenzione, il dottor Vittorio Selle, ora ci troviamo di fronte al primo cluster nel territorio dell'Ulstre, prevedibile e atteso per le particolari condizioni climatiche di quest'estate 2022. Inoltre sottolinea come l'azienda sanitaria abbia da subito avviato le procedure per un'azione mirata di disinfestazione speciale volta a colpire gli esemplari adulti di zanzara per eliminare il vettore del virus West Nile, nello specifico del contesto circostante il cluster individuato. È inoltre di queste ore una ulteriore
disposizione della Regione Veneto, che sottolinea come nel contesto di cluster, e cioè quando si hanno 2 o più casi che si verificano nel raggio di 2 chilometri, devono essere valutati ulteriori interventi di contrasto. E ora la cronaca. La polizia locale di San Donà di Piave ha arrestato un ladro seriale di biciclette 36enne domiciliato a Musile di Piave. L'uomo era stato denunciato per il furto di una bicicletta avvenuto il 10 maggio scorso in Viale Libertà ed era stato poi individuato come autore di altri furti di biciclette commessi nei giorni scorsi. Gli agenti della polizia locale, a seguito di una perquisizione, hanno trovato all'interno dello zaino dell'indagato una tenaglia e una catena da bicicletta con filo d'acciaio tranciato, risultata poi essere quella con cui il proprietario aveva assicurato la bicicletta rubata. L'uomo è stato condotto presso il Tribunale di Venezia per la convalida dell'arresto e il giudizio in direttissima. Il giudice ha predisposto gli arresti domiciliari presso l'abitazione della madre a Musile di Piave. E sono state rimosse le panchine da piazzetta Zorzetto a Mestre perché crocevia disbandati e clochard. Penso che le panchine servirebbero agli anziani e quindi bisognerebbe trovare il modo di metterle senza farle utilizzare alle persone sbagliate, perché gli anziani che camminano per la città hanno bisogno di sedersi qualche volta. Sono state rimosse le panchine da piazzetta Zorzetto a Mestre perché crocevia di senza tetto e sbandati dediti a bere, mangiare e sonnecchiare all'aperto appunto sulle panchine per poi lavarsi nella fontana. La situazione ormai diventata insostenibile ha fatto prendere una decisione drastica al comune, che però divide l'opinione dei cittadini. Credo sia giusto le abbiano tolte perché c'erano sempre queste persone, non erano belle da vedere, diciamo, si creava proprio un gruppo di persone non ok e quindi credo abbiano fatto bene. In un mondo ideale dovrebbe esserci la possibilità di ricovero base, quindi quelle che sono le toilette, quelle che sono le panchine e quelle che sono la beveraggio, l'acqua. In generale è piacevole, visto che c'è anche l'ombra lì, avere un posto dove appoggiarsi, magari ci possono essere altri modi per evitare che diventi una zona degradata che non togliere le panchine. Io spero abbiano fatto la scelta più adatta, insomma, chi ha deciso di fare questa cosa. Chiaro che fa poco aggregazione, insomma, la panchina aiuta anche, non è solo per barboni o comunque persone che sono in difficoltà. Se le opinioni dei cittadini sono divise in merito alle panchine, la presa di posizione degli esercenti è stata netta. Uniti in protesta si sono fatti sentire dal comune, che ha emesso negli scorsi giorni diversi DASPO e provvedimenti nei confronti di persone segnalate dagli agenti delle forze dell'ordine perché moleste. Però le panchine possono rappresentare un luogo di ristoro per le persone anziane, specialmente durante questa bollente estate 2022. Siamo un po' vecchi, posso sedersi con questo caldo e per andare a stare all'ombra devo andare in un bar o un negozio, ma così passare tutta la giornata in piedi è un po' difficile. E si è tenuto questa mattina il funerale di Lorenzo Piran alla chiesa di Chirignago, il giovane 23enne vittima del tragico incidente che le è costato la vita sulla Milanese lo scorso 24 luglio. Una folla immensa e commossa di persone si è stretta oggi intorno alla famiglia del giovane. Alle 10 è arrivata la bara bianca ricoperta di fiori. Le ceneri di Lorenzo riposeranno ora nel cimitero di Marghera. E ora cambiamo pagina e torniamo a Venezia. Gianni De Cecchi ha lasciato la guida della Confartigianato di Venezia dopo 42 anni all'interno dell'associazione. Quello che mi viene in mente sono gli artigiani che c'erano nelle calli e nei campielli. Erano tantissimi a Venezia, dai laccatori, doratori, restauratori di mobili, materassai, calzolai, di tutti i tipi. Era una Venezia molto diversa, quella in cui nel 1980 Gianni De Cecchi iniziava il suo ultraquarantennale percorso all'interno della Confartigianato, con un tessuto economico e sociale vivace, densa di attività produttive e non di semplice rendita sul turismo. Poi la città ha perso non solo gli abitanti, ma anche molto di quel patrimonio imprenditoriale. Eppure, secondo De Cecchi, che lascia l'associazione dopo 42 anni, non è ancora detta l'ultima parola. Io credo che le indicazioni sul futuro questa città le deve prendere dai giovani che stanno aprendo le loro attività
loro ci danno l'indicazione: Venezia è una città artigiana, il mondo sta parlando di artigianato a più non posso e Venezia si presta, in quanto città artigiana per eccellenza, ad essere la capitale non solo della sostenibilità, ma della sostenibilità artigiana e quindi capitale dell'artigianato. Tra i ricordi più vividi, la reazione all'incendio che distrusse la Fenice nel gennaio del 96, che stava per generare un progetto di inserimento di alto artigianato nei lavori di ricostruzione del teatro, agganciato ad una scuola di formazione per le nuove generazioni. Un progetto che, dice De Checchi, si interruppe col cambio di giunta e in effetti aver attraversato tante stagioni diverse significa anche aver avuto a che fare in prima persona con 9 giunte comunali e 3 commissari. La classe politica del passato era, come dire, indubbiamente più preparata, ecco, e Venezia contava di più su tutti i tavoli. La classe politica e amministrativa di oggi è l'espressione comunque del mondo e dei cittadini di oggi, è quello che i cittadini vogliono e quindi va rispettata e vanno cercate le formule e le occasioni di collaborazione, anche se spesso non è molto facile. Parlano i dati, in Veneto la maggioranza degli anziani non sa usare internet e quindi rimane esclusa dai servizi digitali della pubblica amministrazione. La SPI-CGIL lancia un appello alle istituzioni. In Veneto vivono oltre 180.000 persone che hanno più di 85 anni, la stragrande maggioranza delle quali non sa utilizzare internet. Una maggioranza quantificata nell'87% da un'indagine dello SPI-CGIL regionale. È il momento in cui il processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione si tramuta da opportunità ad ostacolo per una parte della popolazione che con queste modalità ha grosse difficoltà ad accedere al servizio. È un processo inevitabile che anzi ha subito un'accelerazione con il Covid ed è positivo, pensiamo alla ricetta elettronica che ha risolto tanti aspetti, ma sta creando anche problemi soprattutto nella fascia più elevata dei nostri anziani. Pensiamo agli over ottantenni che non hanno dimestichezza con il computer, con gli smartphone, con tutta quella che è l'aspetto digitale. Sempre secondo l'indagine del sindacato dei pensionati della CGIL Veneta, fra i 75 e gli 84 anni il 57% delle persone non sa utilizzare internet, mentre il 38% ha qualche conoscenza. L'ostacolo più grosso sembra essere rappresentato dallo SPID, che invece di semplificarla ha complicato la vita di anziani che devono poi chiedere assistenza al sindacato per l'attivazione dell'identità digitale. Ma pensiamo anche che questo processo, che di per sé è positivo, debba essere svolto con un'attenzione particolare nei confronti degli anziani. Quindi non ci possiamo dimenticare che c'è una fascia di popolazione che non può per proprie caratteristiche appunto utilizzarla, e quindi chiediamo alla pubblica amministrazione, alle ASL, ai servizi, agli INPS, alle poste di avere degli sportelli dedicati agli anziani, perché non si può escludere e immaginare una parte elevata, il 25% della popolazione. Ed è stato ritrovato un allevamento di ostriche risalente all'epoca romana. Nei giorni scorsi è stato effettuato un ritrovamento del tutto inaspettato nelle acque lagunari, dove sta attualmente lavorando un team interdisciplinare di esperti. Gli archeologi subacquei hanno ritrovato, pensate un po', un allevamento di ostriche risalente al I e al II secolo a.C. nel sito archeologico collegato alla villa romana Lio Piccolo nel comune di Cavallino Tre Porti. Il fondale conserva una vasca di mattoni di forma rettangolare databile al I e II secolo a.C. In età romana la struttura era sommersa e serviva per la conservazione, forse poco prima della consumazione, di ostriche. Questi crostacei si sono infatti eccezionalmente conservati sul fondo della vasca. Si pensa inoltre che le ostriche non fossero l'unica specie ospitata. Le indagini sono state dirette da Carlo Beltrame, professore associato di archeologia marittima dell'Università Ca' Foscari di Venezia, con l'ausilio della Soprintendenza Archeologica Belle Arti per il Comune di Venezia e Laguna. Secondo l'ipotesi preliminare del team di esperti, Lio Piccolo è una villa marittima
marittima di un certo livello, dotata di piscine per l'allevamento ittico. Gli studiosi hanno rinvenuto delle strutture fondazionali palificate, infisse sul fondale argilloso compatto, che sostenevano dei camminamenti in mattoni rivestiti da coccio-pesto, oltre a numerosi resti di affreschi di pregio e di mosaici bianchi e neri. Il sito si inserisce nel progetto di archeologia dei paesaggi lagunari incentrato sulla ricostruzione della dimensione portuale di Altino, l'antica città romana, nell'attuale comune di Quarto d'Altino. E a proposito di ritrovamenti, salvate 54 tartarughe abbandonate in una villa a Venezia. Ben 54 testudo Hermanni hanno trovato casa al centro recupero fauna selvatica Il Pettirosso di Modena, al quale i carabinieri forestali del nucleo CITES di Venezia le hanno consegnate nelle mani del responsabile del centro. Gli esemplari, rinvenuti in una villetta in comune di Venezia, erano rimasti senza proprietario, deceduto qualche tempo prima, ed erano temporaneamente accuditi da uno degli eredi. I carabinieri CITES hanno subito proceduto all'identificazione delle tartarughe, tutte rientranti nella specie testudo Hermanni, protette dalla Convenzione di Washington e dai regolamenti comunitari di recepimento della stessa, in quanto specie in via di estinzione. Venezia oggi commemora l'eccidio di Riva 7 martiri. Durante la Repubblica di Salo ci sono stati diversi eccidi anche a Venezia. Perché quello dei 7 martiri è rimasto così impresso nella memoria collettiva? È un eccidio che ha coinvolto la popolazione, il territorio. I tedeschi hanno voluto dare un esempio rastrellando più di 500 persone tra via Garibaldi e l'Arsenale e volendo farli essere partecipi di quello che era l'esempio da infliggere a 7 persone innocenti. 3 agosto 1944, oggi 78 anni fa, la scomparsa di una centinella di motovedetta scatenò la rappresaglia del comando tedesco a Venezia. All'alba centinaia di uomini, donne e bambini furono costretti ad abbandonare le proprie case. Rimasero in piedi per 2 ore con le mani in alto e la faccia al muro in via Garibaldi, mentre dal carcere di Santa Maria Maggiore venivano fatti arrivare 7 detenuti, uno scelto dal comando tedesco, gli altri dalla questura e dal comando della Guardia Nazionale Repubblichina per una fucilazione cui dovevano assistere tutti. C'erano altri partigiani e detenuti politici, ma in realtà raccoglievano un po' il senso complessivo della disobbedienza a quel regime e soprattutto a quell'idea del nazifascismo. Legati tra loro, i detenuti furono fucilati alle 6 del mattino in quella che all'epoca si chiamava ancora per pochi anni Riva dell'Impero. Pochi giorni dopo la laguna avrebbe restituito il corpo della sentinella tedesca scomparsa. Nessuna ferita, era annegato cadendo in acqua ubriaco. Un fatto tragico che è stato talmente sentito da indurre a cambiare il nome della fondamenta. Perché questo eccidio è un eccidio che si è sedimentato nella comunità veneziana e che la comunità veneziana ha voluto e lo vuole tuttora, seppur in agosto, ricordare con grande partecipazione e ricordo di quei 7 martiri. Questo è l'ultimo servizio, vi lasciamo ora le previsioni meteo, grazie per averci seguito, buonasera. Bentrovati al meteo. L'Italia è alle prese con l'ennesima espansione dell'anticiclone africano, con una nuova fase calda, seppur meno estrema della precedente. Tempo sostanzialmente buono. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di giovedì 4 agosto evidenzia una situazione tranquilla. Avremo tanto sole con cielo in pianura prevalentemente sereno. In montagna poco nuvoloso con possibili brevi rovesci temporaleschi nel corso del pomeriggio. Temperature in aumento, minime tra 18 e 24 gradi, massime invece comprese tra i 32 e i 36 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso sarà asciutto e stabile, con ampio soleggiamento e cielo limpido. Non sono attese piogge degne di nota. Temperature minime sui 22-24 gradi, massime intorno ai 32-34 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui sarà soleggiato,
non si esclude qualche isolato temporale pomeridiano. Temperature minime intorno ai 20 gradi, massime sui 35 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.